Buongiorno e buona domenica, vediamo subito i titoli di questa edizione. Tragedia a Palermo, undicenne muore in ospedale, potrebbe aver ingerito per errore della benzina. La ragazzina era gravemente malata e paralizzata, aperta un'inchiesta ma si esclude l'omicidio. Bloccata dall'esercito israeliano l'imbarcazione diretta a Gaza con viveri e aiuto, a bordo anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo. Fate pressione sul governo per farci rilasciare. La Sicilia è devastata dai roghi che per 48 ore hanno incenerito boschi e riserve naturali. Ambientalisti, sindacati e opposizioni contestano il governo regionale. Domenica di gite e partenze anche senza andare lontano, temperature in leggero calo, ma resta la percezione del caldo. Aperta a patti la casa di comunità, la nuova struttura della riforma ospedaliera che garantisce assistenza 24 ore su 24. A Giancarlo Giannini il premio alla carriera del Gattopardo Cinefestival di Ciminna. Ogni volta che torno in Sicilia, dice l'attore, scopro qualcosa di nuovo. Calcio, quarta amichevole oggi pomeriggio per il Palermo in ritiro che affronta il Bra, il portiere Gomis verso la permanenza, domenica di riposo per il Catania. In apertura la tragedia di Palermo dove è morta una bambina di 11 anni, forse avrebbe ingerito per errore della benzina. La piccola era gravemente malata, è stata sequestrata alla casa ed una bottiglietta. Ci dice tutto Marco Gullà. Una tragedia con i contorni ancora tutti da chiarire. Una bambina di 11 anni, Maria Ciro, è morta a Palermo. La bimba è stata portata dai familiari all'ospedale Bucchieri La Ferla. Aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. La procura per i minorenni ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e ha aperto un'indagine, ma al momento sembra essere esclusa l'ipotesi dell'omicidio. È stata ascoltata la madre della piccola e anche il compagno, che però non era a casa per cercare di comprendere cosa sia avvenuto ieri nella zona di via Tiro a Segno. Secondo quanto si apprende, in passato la piccola era stata ricoverata all'ospedale dei bambini più volte perché soffriva di crisi epilettiche resistenti ai farmaci. La bambina, oltre ad essere epilettica, soffriva di una gravissima encefalite ed era paralizzata. L'autopsia dovrà accertare se la morte sia stata determinata da cause naturali o dalla ingestione della benzina, che potrebbe essere stata data alla piccola probabilmente per errore da uno dei fratellini minori. Una delle piste, infatti, che sarebbero seguite al momento dagli investigatori è quella proprio della tragedia. La piccola avrebbe trovato in casa questa bottiglia contenente benzina, avrebbe bevuto e da qui la presenza di tracce sui vestiti. Subito dopo la madre sarebbe accorsa per cercare di bloccarla e salvarla. Poi la folla corsa in ospedale. La casa dove abitava la bimba è stata sequestrata dalla squadra mobile. I vicini di casa non dicono nulla su quanto accaduto. Ieri notte sono venuti gli agenti di polizia e sono stati diverse ore dentro l'abitazione. Altro non sappiamo. Nessuna risposta se avevano sentito qualcosa prima che la mamma e il compagno accompagnassero la piccola Maria in ospedale. La procura dei minori, in attesa che si completino gli accertamenti, ha trasferito gli altri figli della donna in una casa famiglia. Cambiamo argomento. Nella notte i soldati israeliani hanno fermato un'imbarcazione e bloccato gli attivisti che erano a bordo, tra loro anche il messinese Antonio Mazzeo. Stavano portando cibo e beni essenziali in Palestina. Ci racconta tutto Francesco Triolo. C'è anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo tra i fermati a bordo di Andala, l'imbarcazione gestita dal movimento filo-palestinese Freedom Flotilla, diretta a Gaza per portare cibo e beni medicinali. Nella notte, quando la barca era a circa 50 km dalla costa egiziana, soldati israeliani sono saliti a bordo per prenderne il controllo. L'arrivo dei soldati israeliani è stato testimoniato in diretta sui social media. La trasmissione mostrava attivisti filo-palestinesi seduti sul ponte con le mani alzate. Antonio Mazzeo, sul suo profilo Facebook, ha condiviso un video registrato prima dell'irruzione. Siamo stati intercettati in mare e io sono stato preso dai militari israeliani o militari di un paese complice del genocidio palestinese. Io faccio appello ai miei compagni, amici, parenti, a tutti di fare pressione sul governo italiano affinché venga chiesto il rilascio mio e di tutti sull'Andala il prima possibile. Gli attivisti sono stati identificati e verranno rimpatriati. Si era mosso anche
anche il sindaco di Messina Federico Basile, che ha annunciato per domani la convocazione di una seduta urgente della Giunta per sollecitare l'attivazione della diplomazia internazionale per ottenere l'immediata liberazione del professore Antonio Mazzeo e degli altri attivisti. E sulla vicenda il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo israeliano Gideon Sa'ar, che ha fatto sapere che i due attivisti avranno due opzioni: o firmare una dichiarazione per andare in aeroporto e lasciare subito il paese, o venire fermati presso una struttura detentiva locale con rimpatrio forzato nei prossimi 3 giorni. E a Catania stasera le campane delle chiese suoneranno per ricordare la tragedia di Gaza. L'arcidiocesi ha accolto l'invito del movimento Pax Christi. Sentiamo Giusy Lazzara. Per non tacere e disertare il silenzio, l'Arcidiocesi di Catania ha accolto l'invito di Pax Christi, il Movimento Internazionale per la Pace, per far risuonare le campane di tutte le chiese della città. Facciamo chiasso e rumore il più possibile e facciamolo tutti, ovunque, nelle piazze, nelle strade, nelle case, nelle spiagge, per farci sentire fino a Gaza, per non rimanere muti di fronte allo scandalo della fame usata come arma di sterminio di massa. Alle 22 i rintocchi si faranno sentire con le campane a storia. A questa iniziativa si aggiunge quella di eleggere il domicilio a Gaza. È previsto nel nostro ordinamento la differenza tra la residenza e il domicilio come luogo speciale delle proprie cure. Così si potrà richiedere nella Sacra Famiglia, la Chiesa cattolica bombardata dall'esercito israeliano, rifugio per bambini e donne profughe, o nell'ospedale Nasser di Gaza con le sue incubatrici distrutte. Voltiamo pagina. La Sicilia devastata dai roghi che per 48 ore hanno incenerito boschi e riserve naturali. 3.000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Spesso l'origine di questi incendi è dolosa o colposa. Laura Spanò. Una vera catastrofe ambientale con danni incalcolabili, ma purtroppo quanto avvenuto in questi giorni in Sicilia è uno scenario che si ripete tutti gli anni. I numeri che raccontano il disastro: in 48 ore ci sono stati 380 incendi tra le province di Trapani, Palermo e Enna, oltre 2.500 ettari di bosco e campi agricoli devastati, 70 famiglie evacuate e 5 riserve naturali sfregiate dal fuoco. Sono bastati 2 giorni di scirocco intenso e temperature sopra i 40 gradi per trasformare intere parti della Sicilia in campi di cenere. Al lavoro centinaia di mezzi a terra e migliaia di uomini tra operai antincendio, pompieri, volontari e mezzaerei. Il comandante dei vigili del fuoco regionale Gattino Carrolo segnala 3.000 interventi. In cenere la sugheretta di Niscemi, un inferno di fuoco ha colpito la riserva di Montecofano, Custonaci, Macari, San Vitolo Capo e la riserva naturale orientata dello Zingaro. I roghi sono divampati anche a Piana degli Albanesi, a Biancavilla in provincia di Catania, ma anche nell'Ennese, dove per 5 giorni le fiamme a Villa Rosa hanno inghiottito chilometri di montagna. Diverse procure hanno aperto inchieste per individuare i responsabili, perché spesso dietro i roghi c'è una manina dolosa o colposa. Dopo i roghi, le polemiche. Sentiamo Orazio Longo. Su una cosa sono tutti d'accordo: gli incendi sono nella quasi totalità dolosi o colposi. Questo significa che è la mano dell'uomo ad agire, che quando non è la distrazione o appunto un fatto colposo, stiamo parlando di pochi casi, le responsabilità sono per lo più di individui che possono essere ricondotti nell'ambito criminale. Ciò non toglie che dopo l'inferno di fuoco delle ultime ore che ha distrutto in Sicilia Giammaia Nera migliaia di ettari di vegetazione, lammendo abitazioni e minacciando centinaia di persone sino all'uscio delle loro case, la polemica sulla gestione di quella che non può più essere considerata un'emergenza ma una problematica costante e immanente, a dirla filosoficamente, si rincorre tra un intervento e l'altro. Se il Movimento 5 Stelle rilancia il metodo Aspromonte con la riapertura dei rifugi nelle riserve e nei boschi, affidandoli in gestione ad associazioni di volontariato e cooperative sociali, di modo da garantire la presenza di persone come sentinelle a difesa dei luoghi, il PD attacca il governo regionale, reo secondo loro di mancare del tutto un'adeguata politica della prevenzione. I sindacati sottolineano
sottolineano che è da oltre 2 anni che vanno avanti le trattative, ma che ad oggi non ci sono segnali sulla riforma del settore. Ad alzare la voce sono anche tanti sindaci colpiti nei loro territori e le associazioni di categoria. La Coldiretti auspica un incremento dei controlli con posti fissi sul territorio. Legambiente chiama pene più severe per i piromani. La replica del presidente Schifani, che spiega di aver rafforzato l'apparato antincendio, sottolineando che si tratta di una lotta che deve essere corale. L'impegno rimane massimo, conclude il governatore. Intanto dal 1 agosto circa 7.000 forestali non addetti all'antincendio rimarranno a casa per la normativa sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato. Domenica di gite e partenze, anche senza necessariamente andare troppo lontano, temperature in leggero calo, ma resta la percezione del caldo. Emanuela Corsi. Noi andiamo in Calabria. Per quanti giorni? Per una settimana. Primo fine settimana di partenze. Scatta l'esodo estivo anche sulle strade e autostrade siciliane, dove in tanti si sono messi in viaggio per raggiungere le località delle vacanze. Andiamo a trovare la famiglia. Dove? In Toscana. Tanti hanno scelto di anticipare la partenza a venerdì, mentre molti altri andranno in vacanza più avanti, in agosto. Ad agosto ormai. Dove andate? Nelle vicinanze comunque, non andiamo molto lontano. Questa è la situazione a San Gregorio, Catania, dove il traffico è legato principalmente alle gite domenicali verso le località di mare. Si parte o si va al mare? Si spera di andare al mare, in questa fila che c'è. Destinazione? Taormina. A mare, Taormina. C'è anche chi sceglie l'Etna. Stiamo andando al rifugio Bruneck sull'Etna. Almeno cambiamo alternativa, ogni tanto si cambia. Per trovare un po' di refrigerio non serve andare in montagna. Il grande caldo sarà in attenuazione in questi ultimi giorni di luglio, con le temperature che scenderanno sotto i 30 gradi in molte città siciliane. Ma la percezione del caldo ancora resta. Caldo, caldissimo, ma non penso che scendono. No. Penso che salgono. Abbassate il volume o vi finisce male. Un giovane ha minacciato con un'accetta il titolare ai clienti di un bar di via Fava a Catania, sostenendo di essere stufo del volume e contestando anche le scelte musicali del locale. I gestori sono riusciti a disarmarlo, fuggito, è stato bloccato dalla polizia e denunciato. Un hotel confiscato alla mafia è stato dato in gestione ad un nipote di Giovanni Brusca e scoppia la polemica. Maglio Viola. È bufera a Palermo sulla gestione di un noto albergo del centro della città in piena piazza Ruggero VII o piazza Politeama come la chiamano i palermitani. È l'Hotel Garibaldi, una struttura confiscata alla mafia che dal 2021 è stata data in gestione alla Cribea SRL, una società che si occupa proprio di gestioni alberghiere. Lo scandalo scoppia quando un'inchiesta di Fanpage rivela che Giorgio Cristiano, titolare della Cribea, è il nipote di Giovanni Brusca, l'uomo delle stragi da Rocco Chinnici a Giovanni Falcone, nonché l'assassino del piccolo Di Matteo, che da giugno è tornato in libertà. Giorgio Cristiano non ha precedenti penali né legami dimostrati con la mafia. La sua società è qualificata per la gestione alberghiera, avendo avviato nel 2020 l'attività di gestione del Ruggero VII Room, un bed and breakfast nel cuore della città. L'assegnazione è stata effettuata dal Tribunale di Palermo e in capo alla Cribea non c'è alcuna interdittiva antimafia, dunque è tutto regolare. Ma la bufera scoppia lo stesso, una notizia che lascia sgomenti, dice il segretario del PD Anthony Barbagallo, che prosegue: in Sicilia questi segnali sono destabilizzanti nella lotta alla mafia. Barbagallo promette approfondimenti in commissione antimafia. A 32 anni dalla strage di via Palestro a Milano rendiamo omaggio alle vittime e rinnoviamo il comune impegno contro la criminalità organizzata, lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. Le bombe di quella sera, ricorda, fecero parte di una strategia eversiva ben più ampia. La mafia voleva intimidire lo Stato e lo fece colpendo i luoghi della nostra storia e della nostra cultura, ma lo Stato non ebbe paura e non si piegò davanti al pericolo. Torniamo a Catania, pali dell'illuminazione e semafori ricoperti dalle chiome incolte degli alberi, numerose le segnalazioni che arrivano alla nostra linea. Tonino De Mano. Fanno ombra ed anche troppo, tanto da coprire pali dell'illuminazione e semafori, rendendo pericoloso il passaggio di automobilisti, scooteristi e pedoni. Un esempio lampante arriva dalla circonvallazione di Catania, snodo cruciale della viabilità e spesso teatro di incidenti mortali. Prevenzione questa sconosciuta in un lungo tratto che va da Ognina alle porte di Mister Bianco, con diversi punti critici che necessitano un'attenzione da parte degli organi competenti. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55005 e
molte sono concentrate proprio sui pericoli che derivano dalle chiome incolte degli alberi. I problemi maggiori riguardano i corpi illuminanti posti al centro della carreggiata, in questo caso manca la plafoniera all'altezza della salita di via Santa Sofia, invisibili anche i pali, qui siamo all'altezza del viale Uso di Mare, ed alcuni impianti semaforici in prossimità dell'imbocco di via Galermo per esempio. E non va meglio sul viale Fleming, dove da diverso tempo molti alberi non vengono potati e i rami avvolgono tutto. Pericoli dall'alto e dal basso, visto che alcuni cespugli invadono persino il marciapiede. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, restate con noi perché tra poco andremo a incontrare Giancarlo Giannini. Inaugurata a Patti, in provincia di Messina, la prima casa di comunità. Si tratta di uno dei punti cardini della nuova rete sanitaria. Francesco Triolo. La prima casa di comunità hub d'Italia realizzata con i fondi del PNRR è a Patti. A realizzarla è stata l'ASP di Messina, seguendo l'evoluzione del modello organizzativo dell'assistenza di prossimità che ottimizza l'offerta sociosanitaria locale. La struttura funge da punto unico di accesso per attività di prevenzione, cura e riabilitazione e si rivolge in particolare alle persone fragili affette da patologie croniche o in condizioni di disagio sociale. Abbiamo voluto aprire una struttura e riempirla di professionisti che potranno garantire e offrire assistenza sanitaria all'utenza che già vediamo numerosa qui presente e che credo che in questi giorni si implementerà. Concepite per integrare prestazioni mediche e servizi di supporto, le case di comunità intendono facilitare la continuità assistenziale sul territorio. Saranno operative H24 e rappresentano uno dei punti centrali della nuova riorganizzazione del sistema sanitario. È un presidio di continuità assistenziale, quindi che stabilirà la possibilità di prendersi in carico il paziente e poi solo ove questo debba manifestare delle condizioni di particolare necessità, naturalmente assegnarlo ad un pronto soccorso, magari ad un pronto soccorso di un ospedale che si trova nello stesso territorio. Gran finale ieri, siamo agli spettacoli, al Gattopardo Cinefestival di Cimina, alle porte di Palermo, ho consegnato il premio alla carriera al Giancarlo Giannini. Giusilla Zara. Si rivive la magia del Gran Ballo del Gattopardo nel festival dedicato al capolavoro cinematografico di Visconti ispirato al romanzo di Tomasi di Lampedusa. Gran finale ieri sera a Ciminna, alle porte di Palermo, dove furono girate molte delle scene del Gattopardo. 6 giorni intensi per il Cinefestival che ha assegnato il premio alla carriera all'attore Giancarlo Giannini. Una volta che torno c'è sempre qualcosa di nuovo, perché la Sicilia è come un fiore che sboccia, poi torna, poi sboccia di nuovo, eccetera, c'è sempre dei bellissimi colori. Si emoziona ancora l'attore che ricorda il suo personaggio Mimì metallurgico ambientato proprio in Sicilia. Ma perché? Caglia! Trascinaste in fango! Sono molto legato a Mimì metallurgico anche perché la trasformazione del personaggio anche fisicamente è stata notevole. Pensare, la Vertimore mi ha fatto la permanente elettrica che già non si faceva più, sai cosa vuol dire la permanente elettrica? Che mi ha fatto tutti i ricci, le cose. Tra antico e nuovo con la proiezione del video mapping di Elisa Anieli, che ha trasformato la facciata della chiesa madre in uno spazio visivo, simbolo della fusione tra passato e contemporaneità, che anima da sempre lo spirito del festival guidato da Sergio D'Arrigo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi la pagina sportiva con la quarta amichevole del Palermo nel pomeriggio, mentre il Catania riposa. A fra poco. E siamo al calcio, quarta amichevole, oggi pomeriggio per il Palermo che in ritiro affronterà il Bra. Sentiamo Marco Gullà. Ultime battute di ritiro, poi sarà tempo di primo bilancio in attesa di ripartire da Torretta in vista degli impegni ufficiali di agosto e dell'amichevole contro il Manchester City. La road map del Palermo. Oggi pomeriggio per la formazione di Inzaghi, quarta amichevole a Châtillon. L'avversario è il Bra, formazione di Serie C e il cui direttore tecnico è l'ex rosanero Stefano Sorrentino. Test utili per trovare sempre più la condizione e andare avanti nella preparazione. Il Palermo cresce parallelamente ai dettami tattici di Inzaghi, il tecnico
tecnico sta anche lavorando sull'aspetto mentale e in conferenza stampa qualche giorno fa è stato abbastanza chiaro: chi non corre è fuori. Mercato, nodo portiere. I riflettori restano puntati su Alfred Gomis. L'estremo difensore senegalese ha finora dato risposte positive, ma la dirigenza rosanero non ha ancora sciolto le riserve sulla sua conferma come titolare. Nel caso si decida di puntare su Gomis, il Palermo è pronto a intervenire sul mercato per affiancargli un secondo affidabile. In cima alla lista ci sono Lezzerini e Vasquez, entrambi attualmente senza contratto. E poi difesa, serve un under. Il nome che piace di più è quello di Obaretin, difensore classe 2003 del Napoli. Il suo arrivo servirebbe a garantire profondità e prospettiva alla linea arretrata. Domenica di riposo per il Catania a Norcia, in arrivo intanto il difensore austriaco Martic e c'è attesa per i calendari di Serie C. Sergio Colosi. L'attesa per il sorteggio dei calendari di Serie C, ma a tenere banco sono calciomercato e ritiri. Seconda domenica di riposo per il Catania a Norcia, prima dell'inizio della terza e ultima settimana di allenamenti. Imminente l'arrivo in ritiro del difensore austriaco, ma all'occorrenza anche centrocampista, Manuel Martic, 30 anni, che firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo. Il club rossazzurro segue la trattativa con la Ternana per i centrocampisti Andrea Vallocchia, 235 partite e 11 gol in carriera, e Salvatore Aloi, 289 presenze e 19 reti, il primo sotto contratto, il secondo in scadenza. Catania alla finestra, ma non si escludono, come per l'attacco, nomi a sorpresa seguiti sotto traccia. Il Trapani ha richiesto di disputare la prima giornata di campionato in trasferta per i lavori allo stadio provinciale. La squadra proseguirà gli allenamenti a Troina sino al 31 luglio e dopo una breve sosta si ritroverà il 4 agosto a Valderice. Anche il Siracusa ha chiesto l'esordio in C lontano dal De Simone. Attese novità di mercato in tutti i reparti. Dopo le cessioni di Sarao e di Grazia, interessamento per l'attaccante ex Latina Mastroianni, mentre il serbo Bocic ha un ingaggio che non rientra nei parametri della società azzurra. Amichevole casalinga il 2 agosto con il Niscemi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.